Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dallo stadio Franco Frogheri di Nuoro per assistere alla prima giornata del campionato di eccellenza. Si parte subito con Nuorese Stintino, la sorpresa dello scorso campionato contro la retrocessa dalla Serie D dello scorso anno, pronta naturalmente a scalare di nuovo la classifica, a provare di arrivare di nuovo nel campionato che per tanti anni l'ha vista protagonista. Al mio fianco, alla mia destra, c'è Giovanni Barabbino, il vicepresidente dello Stintino. Alla mia sinistra invece c'è Michele Artedino, presidente della Nuorese. Scambiamo subito due battute con i quasi massimi dirigenti delle due formazioni. Iniziamo con lo Stintino, anche perché il vicepresidente dovrà andare in panchina. Innanzitutto buon inizio campionato, ci siamo visti spesso lo scorso anno, siete stati la sorpresa del campionato di eccellenza per gran parte della stagione. Da dove riparte lo Stintino? Riparte da una squadra completamente nuova, fatta la maggior parte di giovani ragazzi presi nel territorio per cercare di sviluppare qualche cosa di buono come abbiamo fatto gli anni scorsi. Stefano Dassi via, arriva a Levakovic un altro allenatore giovane, un altro allenatore naturalmente, diciamo così, di prospettiva, nel senso da testare poi anche in questi campionati. Ovviamente cosa vi aspettate dalla tecnico, ma soprattutto, come ha detto lei, dalla gioventù? Dal tecnico ci aspettiamo chiaramente il massimo, cercando di riuscire a unire la nuova esperienza con i vecchi e cercare di fare squadra come abbiamo sempre fatto per ottenere il massimo dal calcio. Vicepresidente, ci sono delle squadre nel campionato di eccellenza di quest'anno, Muravera per esempio è un nome, Sorso, ma anche la Nuorese naturalmente è una delle big di questo campionato. Si inizia subito con uno scontro molto delicato. Tanto rispetto verso la Nuorese, che chiaramente sia come cittadina, capoluogo, non è come un paesino nostro da 1000 abitanti, quindi ha esperienze diverse, quindi poi il campo dirà la sua e vedremo di fare il meglio, di non dispiacerci. Ecco. Ringraziamo il vicepresidente, lo lasciamo naturalmente alla partita, mentre adesso parliamo, arrivederci e in bocca al lupo naturalmente, parliamo subito col presidente della Nuorese. Presidente, Nuorese che riaffronta il campionato di eccellenza, Nuorese che però ovviamente per tradizione almeno, poi bisogna vedere un po' come giocherà la sua squadra, si riparte dal tecnico della scorsa stagione, avete cambiato tanti giovani, qualche straniero, diciamo così, però gli obiettivi della Nuorese penso che siano sempre gli stessi. Ma partiamo senza un obiettivo, abbiamo cambiato non tanto ma abbiamo cambiato veramente tutto, abbiamo stravolto, siamo ripartiti da sotto zero dopo una stagione disastrosa, riaffrontiamo dopo 5 anni l'eccellenza, lo faremo come Nuorese, che non dico come Bighi, però sicuramente sarà un campionato difficile, importante, noi abbiamo una squadra giovanissima, diciamo under 20, però giocatori penso importanti per fare un campionato dignitoso. Poi tutto quello che viene in più quest'anno ce lo vogliamo godere senza fare proclami, vogliamo solo divertirci, rilassarci e dimenticare un anno terribile. Le chiedo una battuta, rientra Fabio Cocco, uno degli artefici della scalata anche nel campionato di eccellenza, un giocatore di esperienza al servizio della tecnico. Un giocatore importante, innanzitutto un giocatore nuorese. Siamo partiti da lui, poi abbiamo cominciato a costruire questa squadra tassello su tassello, secondo le direttive ovviamente del direttore sportivo Tossi e del mister. Pensiamo di avere una squadra competitiva per fare un campionato tranquillo, ovvio che è un campionato che sembra sbarrato da formazioni importanti tipo il Muravera, che ha investito veramente l'impossibile su questo campionato per vincerlo, forse stravincerlo, però sai, uno è sulla carta e uno può vedere sul rettangolo di gioco i risultati. Noi ne siamo la prova dell'anno scorso, dove abbiamo costruito una squadra per vincere e siamo retrocessi. Io le chiedo una battuta naturalmente, mi ha un po' anticipato, da presidente esperto quale secondo lei potrebbe essere, a parte la corazzata Muravera che ha già nominato, quale potrebbe essere sulla carta la sorpresa?
Ma l'eccellenza è un campionato difficile dove l'eccellenza è dietro l'angolo e nessuno può saperlo. Il Sorso ha una buona squadra, si è parlato benino anche del Samassi che noi incontriamo mercoledì, dell'Arbus, il Tortolì è retrocesso e sicuramente vorrà prendersi qualche rivincita, però è inutile stare a parlare, intanto dopo le prime 10 giornate si capiscono un po' i valori sia di questa Nuorese sia dei nostri competitor. Io penso che ogni partita non va presa sotto gamba, a cominciare da quella di oggi, sicché ogni partita va giocata e cerchiamo di prendere più punti possibile, poi capiamo dove siamo per vedere se la Nuorese può competere con le altre squadre per le parti alte della classifica. Presidente, in bocca al lupo, grazie per l'intervento, ci vediamo subito dopo la partita, mentre a me non rimane altro che augurarvi una buona visione di Nuorese Stintino, prima giornata del campionato di eccellenza dalla Frogheri. Per adesso è tutto, linea naturalmente alla regia, prenderò subito dopo la linea per la telecronaca, sempre in presa diretta. Nasce l'anello, a Diosa non poto riposare, un gioiello pensato e realizzato dalla gioielleria di Sebastiano Rosas a Nuoro. L'anello a Diosa, simbolo di unione e amore per la persona che ami, lo trovi solo a Nuoro, presso la gioielleria Rosas, in Corso Garibaldi 99, telefono 0784 31 102. Dalla cinquantennale esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperati a Decimo Manno, da oggi puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica con una vasta selezione di articoli di qualità, tutti rigorosamente made in Italy. Beretta, Dab, Rinnai, Vaillant sono solo alcuni dei marchi di indiscussa affidabilità presenti nel nostro punto vendita, dove un personale specializzato vi aiuterà a trovare le soluzioni impiantistiche più idonee alle vostre esigenze. Sistema tintometrico e nuovo servizio di noleggio elettroutensili. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Bar Lidl Restaurant Musciarra, aperto tutto l'anno a Stintino, nell'incantevole panorama del Porto Vecchio. Colazioni, aperitivi, panini e piatti composti. Atmosfera da sogno. Ambiente per tutti, giovani, famiglie e bambini. Bar Musciarra, Stintino, via Lungomare Cristoforo Colombo, 1. Buonasera, la Nuorese Calcio vi augura un grande pomeriggio sportivo. Inizia una nuova stagione della Nuorese Calcio, settimo anno con il presidente Michele Artetino. Oggi si affrontano Stintino e Nuorese, gara valevole per il campionato di eccellenza regionale. Arbitra il signor Gianluca Satta Piozzieri, collaboratori Daniele Di Maggio e Pietro Zae Piozzieri. Bentornati in diretta dallo stadio Franco Frogheri di Nuoro per assistere alla prima giornata del campionato di eccellenza. Di fronte la Nuorese e lo Stintino agli ordini del signor Satta Gianluca della sezione di Ozieri, coadiuvato dai signori Di Maggio Daniele e Fae Pietro della sezione di Ozieri, entrambi anche i collaboratori della stessa sezione, per cui scendono in campo le due formazioni con la Nuorese in maglia blu, pantaloncino bianco e calza verde fluo. In porta Semerzidis, Calvisi, Flavioni, Ilario, Nanni, Chiuobo, Rosano, Rolandone, Grigoriadis, Ticco e Fabio Cocco. Con la fascia di capitano al braccio rientra a Nuoro, rientra un giocatore nuorese come Fabio Cocco e subito gli viene affidata la fascia da capitano. Risponde lo Stintino con Selva tra i pali, Bassanetti, Viale, Fois, Valenti, Cardone, Congiu, Sias, il bomber Borrozzu, Cogene e Spano. Questo è l'11 iniziale del neo tecnico dello Stintino, vale a dire Fabio Levakovic, ex usinese. Adesso siede sulla panchina dello Stintino, ha preso il posto di un tecnico giovane preparato che ha fatto un gran bene in queste stagioni alla corte dello Stintino come Stefano Udassi, passato sulla panchina del Latte Dolce
nel campionato di Serie D, mentre per la Nuorese siede ancora in panchina Fabio Fraschetti dopo la scorsa stagione, confermato dal presidente Michele Artedino. Tutto pronto per il calcio d'inizio, si aspetta il fischio del direttore di gara, controlla il cronometro, un'occhiata naturalmente ai suoi collaboratori. Arriva in questo momento, sono le 16 in punto e inizia il campionato di Nuorese e Stintino. Nuorese in posto palla con il numero 5 Nanni, vertice basso del centrocampo in maglia blu, il numero 4 Ilario. Arriva il fuorigioco fischiato ai danni di Capitan Coco, calcio di punizione in favore dello Stintino. Battuta lunga nella zona centrale dove Borrozzu spizza di testa, c'è l'intervento in fase difensiva di Kiwobo. Rilancio lungo, non riesce ad intervenire il numero 9 Grigoriadis, uno dei giocatori greci in forza alla Nuorese. Pallone all'indietro, Calvisi per Semersidis, ancora Kiwobo. Giro palla della formazione padrona di casa con Nanni, posizione centrale, il lancio lungo dove però non può arrivare Fabio Coco, c'è il pressing di Ilario. Coco all'indietro ancora per il numero 3 Flavioni, ancora Kiwobo. Nuorese ancora in possesso palla giocata in profondità dove poi c'è l'intervento del numero 10 Tico. Ancora Tico che riceve, osserva lo schieramento dei propri compagni di squadra, palla lunga sull'o di destra dove arriva Rosano, il controllo invece del numero 2 Bassanetti, ancora Bassanetti, è lui che protegge il pallone, lo mantiene ancora in gioco, ancora il pressing del numero 7 Rosano, poi il cross, pallone messo al limite dell'area di rigore, allontanato ancora dalla difesa dello Stintino, fallo laterale per la formazione nuorese. Con le mani il classe 2000 Calvisi, sono due i classe 2000 in campo, vale a dire l'estremo difensore Semersidis e Calvisi, ancora Ilario, poi giro palla, la conclusione di Fabio Coco dalla distanza, pallone che termina sul fondo, la prima conclusione di Capitan Coco, palla che sfila alla destra dell'estremo difensore Selva. Ancora Selva, giro palla per Cardone, il lancio lungo di Cardone in profondità, Calvisi viene anticipato di testa dal numero 8 Sias, chiama la sfera Semersidis al limite della propria area di rigore, la rimette subito in movimento dentro Kiwobo. Kiwobo porta palla, cerca Capitan Coco, poi Borrozzu col petto, prova addirittura la conclusione dalla distanza col portiere in posizione avanzata, palla che termina direttamente sul fondo, da ripetere ovviamente la rimessa in gioco perché Kiwobo ha preso il pallone prima che lo stesso superasse la linea che delimita l'area di rigore. Si riparte con Nanni, ancora il lancio lungo di Nanni nella zona dove c'è Rosano, colpo di testa della difesa dello Stintino, l'ultimo tocco del numero 8 Sias, palla che termina in fallo laterale con le mani Calvisi, secondo l'assistente del direttore di gara invece il fallo laterale è per lo Stintino. Ancora Borrozzu, spalla alla porta, protegge lui il pallone. L'ultimo tocco secondo l'assistente del direttore di gara è ancora di un giocatore della Nuorese. Con le mani Bassanetti, c'è Ilario che recupera palla, adesso c'è il dribbling, ultimo tocco di Rosano, palla giocata ancora in profondità, poi Ilario non ci pensa due volte, calcia il più lontano possibile il pallone, recuperato ancora da Selva fuori dalla propria area di rigore. Lancio lungo intercettato ancora dal numero 4 in forza alla Nuorese da questa stagione,
Ancora Ilario, recupera lui il pallone, poi lo perde. Palla in profondità, c'è la chiusura in fase difensiva del numero 3 Flavioni. Palla deviata in calcio d'angolo, primo calcio d'angolo della partita. E lo Stintino che si appresta a battere. Viene chiamato lo schema, palla corta, il cross col destro, deviato ancora da Fabio Cocco, secondo calcio d'angolo di questa prima frazione di gioco. Sono passati 5 minuti e 15 secondi, 0-0 ancora il parziale allo stadio Frogheri di Nuoro. Palla dentro di testa, svetta il numero 5 Valenti, deviazione sotto misura, palla che supera la traversa e termina sul fondo. Ancora lancio lungo, il controllo prima col petto poi di testa di Cardone, esce l'estremo difensore Selva, gioca ancora verso Cardone, largo sul lato di sinistra c'è il numero 2 classe 1999 Bassanetti. Adesso lancio lungo, chiama la sfera all'estremo difensore Semerzidis, la recupera e la rimette subito in movimento con le mani verso Nanni, il controllo di Calvisi, ancora Calvisi, palla giocata dentro verso Ticco, spalla alla porta, ancora Ticco cerca il tocco corto verso Rosano, intercettato il pallone che termina in fallo laterale, già rimesso in gioco, sbaglia il primo controllo Nanni, poi recupera ancora la sfera, c'è libero l'estremo difensore Semerzidis, si torna dal portiere greco che mette subito in movimento Kiwobo. C'è libero Rolandone che riceve in questo momento, ancora Rolandone, palla giocata per Rosano, il cambio di gioco verso Fabio Cocco, va in profondità Cocco, ancora le finte del capitano della Nuorese, poi il cross all'interno dell'area di rigore, viene anticipato Rosano e poi recupera la sfera Selva. Si parte con la palla ancora tra i piedi dell'estremo difensore dello Stintino, stacca di testa Kiwobo, subisce il fallo da Borrozzu, non è un cliente facile Borrozzu, fisicamente impressionante, completamente diversi due giocatori, Kiwobo magro e alto, molto longilineo, Borrozzu invece particolarmente strutturato fisicamente. Ancora Nuorese in possesso palla, ancora Rosano, c'è il tocco del numero 9 Grigoriadis, palla dentro per Ticco, ancora Ticco cerca di andare via al diretto avversario, le finte di Ticco, il cross sul primo palo, Selva non ha nessuna difficoltà a recuperare la sfera. Ancora Selva, di testa Flavioni in anticipo, poi Cocco, il controllo non riuscito, arriva il pallone in profondità, ancora Kiwobo, pallone all'indietro verso Semerzidis, Rolandone, posizione centrale, si abbassa anche Ilario per cercare di ricevere il pallone, scambiano la posizione Rolandone e Ilario, adesso il vertice basso sembra Rolandone mentre Ilario fa l'interno di sinistra, ancora la sponda di Rosano di prima intenzione, poi è il numero 2 Bassanetti che calcia in profondità dove c'è l'estremo difensore Semerzidis che recupera la sfera con le mani, la rimette subito in movimento verso Nanni. Sta scoccando il nono minuto di questo primo tempo, adesso il lancio lungo di Nanni sbagliato verso il numero 7 Rosano, ancora Stintino con le mani ma poi Calvisi di testa, il numero 9 Grigoriadis, ancora palla nella zona centrale del campo dove c'è Ilario, cambia gioco Ilario verso Cocco, l'aggancio di Cocco, la sovrapposizione dell'esterno di sinistra Flavioni non viene premiata, può ripartire così lo Stintino, palla alla piede ma viene fermato ancora da Ilario, ottima la partita, all'inizio di partita di Ilario in fase soprattutto di interdizione.
Ancora Flavioni, Ilario di prima intenzione per il numero 8 Rolandone, si torna ancora all'indietro, Rolandone ha tutto il tempo di controllare il pallone, si gira la finta, c'è il movimento del numero 7 Rosano che stava entrando tra le linee, se fosse passato il pallone si sarebbe trovato comunque probabilmente a tu per tu con Selva. Ancora Calvisi, il controllo, il dribbling, si allunga la palla ma vince ancora il contrasto, pallone giocato verso Ilario con la destro, il cambio gioco ancora di Ilario verso Capitana Coco, palla dentro verso Flavioni con la sinistra, la risposta di Selva, poi arriva Rosano, il gol della Nuorese che sblocca la partita al minuto numero 10 di questo primo tempo con il numero 7 Rosano. Nuorese 1, Stintino 0, va a prendere gli applausi della curva, soprattutto degli ultras della Nuorese, il numero 7 Rosano che spedisce in rete uno dei più facili dei palloni dopo la respinta dell'estremo difensore Selva, quindi minuto numero 10, si sblocca il risultato, Nuorese 1, Stintino 0. Vantaggio della Nuorese con il numero 7 Rosano. Ottima l'azione della Nuorese che sblocca il risultato, ottimo soprattutto il cambio di gioco teso di Ilario per Fabio Cocco, lo stop con il petto, il pallonetto verso Flavioni che arriva, calcia in porta, la respinta di Selva e arriva sul pallone Rosano che sblocca così il risultato. Adesso il lancio lungo, ancora Rolandone che sfrutta tutti i suoi centimetri, interviene di testa, poi adesso ancora Ilario di testa, Chiuobo allarga verso Flavioni, lancio lungo per Grigoriadis, va alla ricerca del pallone Grigoriadis, l'ultimo tocco è del difensore dello Stintino, ancora fallo laterale in zona d'attacco per la Nuorese. Chiuobo, ancora il controllo, c'è libero Calvisi che riceve in questo momento, pallone però corto, o meglio pigro Calvisi che viene anticipato dal numero 8 Sias, ancora Sias cerca di passare in mezzo a due avversari, lo chiude Nanni che deve cercare di evitare anche il calcio d'angolo, pallone che però ha superato la linea che delimita il fondo del campo. Calcio d'angolo numero 3 per lo Stintino, palla che gira all'interno dell'area di rigore, allontana il numero 9 Grigoriadis. Adesso Ticco subisce fallo, Ticco, calcio di punizione in favore della formazione verdazzurra. Ancora Ticco, è lui che mantiene il possesso di palla, le finte di Ticco, pallone dentro per Coco, ancora Coco, il dribbling di Fabio Coco, si allarga Rosano, l'autore del gol che ha sbloccato il risultato e la partita. Ancora Ilario di prima intenzione per Calvisi, Nanni, il pressing di Borrozzu, palla dentro ancora per Rosano di prima intenzione verso Fabio Coco che ha cambiato versante di gioco in questa occasione, rilancio lungo ancora dello Stintino, interviene di testa Calvisi, palla recuperata ancora nella zona centrale del campo da Congiu, lancio lungo verso il numero 11 Ispano, poi arriva Borrozzu, pressato e fermato ancora da Chiuobo. Pallone giocato dentro per Coco, adesso Calvisi mette giù la sfera, Rolandone, Ilario ancora di prima attenzione, non rischia niente Ilario, Fabio Coco, la sponda per Rosano, di prima Rosano, ma Coco non ci può arrivare, così libera la difesa dello Stintino, palla giocata lunga, ancora Chiuobo, c'è l'intervento di Borrozzu che fa sportellate, poi Borrozzu viene trattenuto secondo il suo dire, o meglio lamenta un contatto con Chiuobo. Non so quanto Borrozzu possa andare nell'1 contro 1 in velocità contro Chiuobo, due giocatori completamente diversi. Ancora Rolandone, si ferma, gira verso Nanni. Ancora Ticco, lancio lungo di Ticco verso Rosano, c'è il portiere Selva che stava per essere scavalcato dal lancio lungo di Ticco, è lui che la colpisce di testa. Primo calcio d'angolo anche per la Nuorese.
14 minuti e 40 secondi sul cronometro. Ancora giocato corto Rosano di prima intenzione, palla allontanata, Flavioni allarga verso il numero 6 Kiwobo che stava rientrando, anzi è Tico, ma non può intervenire sul pallone. Borrozzu il controllo, adesso c'è il fallo, fischiato in favore della formazione padrona di casa, Rolandone. Ancora Rolandone, c'è anche Ilario libero, non viene servito, viene servito Nanni. Tico adesso per Ilario, gioca in orizzontale ancora per Rolandone, c'è il movimento sull'od di sinistra, viene fuori Fabio Coco, riceve in questo momento il controllo, la sponda fuori ancora per Rolandone. Ilario di prima all'indietro, ancora Rolandone, sempre Ilario, il controllo rischioso verso la metà campo che attacca lo Stintino, ma si salva Ilario. Poi c'è l'intervento di testa del numero 3 Viale, palla deviata, fallo laterale già rimessa in gioco da Coco, c'è la sovrapposizione ancora e c'è il contatto, c'è il calcio di punizione, contatto tra il numero 3 Flavioni della Nuorese e un giocatore dello Stintino. Calcio di punizione a favore della formazione ospite secondo il direttore di gara. 16:40 sul cronometro, Nuorese 1, Stintino 0. Lancio lungo Rolandone di testa, ma c'è il contatto con un avversario. Calcio di punizione per la Nuorese, rimane a terra Rolandone, viene chiamato lo staff sanitario della formazione padrona di casa. C'è sangue sulla faccia di Rolandone. Si avvicina il numero 10 Coghene, un gesto di intesa con Rolandone. Sanguina dallo zigomo o dall'arcata sopraccigliare, da qui non si capisce bene, però c'è sangue nella faccia del numero 8 della Nuorese, quindi bisogna intervenire per fermare naturalmente la perdita di sangue. Ancora Nanni, lancio lungo, si riparte, Rosano viene anticipato ancora dal numero 2 Bassanetti, fa laterale in zona d'attacco ancora per la formazione di mister Fraschetti. Calvisi con le mani, lancio lungo verso Tico, c'è l'intervento deciso del numero 7 Congiu, calcio di punizione. Calcio di punizione in favore della Nuorese, vediamo che rimane a terra Tico. Mister Levakovic, ricordiamo ex giocatore della Torres, dovrà cercare di trovare soluzioni soprattutto in fase offensiva per cercare di sbloccare la sua squadra.
Stintino così come Nuorese, che hanno cambiato tanto in questa stagione, si sono ampiamente rinnovate. Adesso Cocco sul punto di battuta. Calcio di punizione, sovrapposizione di Rosano, ancora Cocco, il dribbling, cerca il fondo Cocco, il cross, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, rimane là, poi Selva, si ritrova il pallone tra le braccia. Ancora Fabio Cocco, che quando indossa la maglia della Nuorese sembra un giocatore completamente diverso. Si riparte, ancora Tico, pallone giocato corto per Ilario, all'indietro. Ancora Cocco, il controllo, pallone per Tico sull'out di sinistra dove arriva Flavioni. Mantiene il posto palla ancora la Nuorese, c'è il movimento di Rosano, pallone lungo, Selva aspetta la sfera all'interno della propria area di rigore e la fa sua, la rimette subito in gioco verso Bassanetti, ancora Bassanetti per Congiu, il controllo, palla intercettata ancora da Rosano, poi l'ario di prima intenzione per Grigoriadis ma non può intervenire, poi c'è l'intervento di Tico sul diretto avversario che rimane a terra, mentre ancora fuori Nuorese, ancora in 10, ancora fuori Rolandone. Mentre mister Fabio Fraschetti manda subito a scaldarsi Gallo, centrocampista in forza anche nella scorsa stagione alla Nuorese, ormai da qualche stagione qui a Nuoro, perché Rolandone è ancora fuori, evidentemente è difficile da chiudere la ferita riportata dal lungo numero 8 della Nuorese. Ancora Semersidis, rilancio lungo, non interviene, o meglio questa volta interviene di testa a Tico, non è riuscito nell'intervento di testa in precedenza Grigoriadis, ancora fallo laterale, riparte così lo Stintino, il controllo di Congiu nella zona centrale del campo, lancio lungo sul lato di destra ma arriva in chiusura Chiuobo. Ancora Chiuobo controlla che la sfera termini sul fondo, sul pressing di Spano. Si ripartirà con la rimessa in gioco per la Nuorese. Ancora Chiuobo. Secondo errore di Chiuobo sulla ripresa del gioco. Ancora Semersidis che cerca di prendere più tempo possibile, naturalmente per permettere anche a Rolandone di rientrare in campo o comunque a Gallo di finire il riscaldamento. Adesso Nani in anticipo su Borrozzu, palla centralmente dove arriva Grigoriadis che va alla ricerca del pallone, viene anticipato poi da Bassanetti, il controllo ancora di Rosano. Ancora Rosano tenta il dribbling, vince il rimpallo, ancora Rosano, c'è l'intervento deciso del numero 7 Congiu su Rosano. Si avvicina anche il capitano Cocco a chiedere spiegazioni al direttore di gara, intervento effettivamente abbastanza deciso anche questo, mentre vistosissima la fasciatura che esso indossa Rolandone, pronto comunque a rientrare in campo. Rientra Rolandone, va subito a prendere posto all'interno dell'area di rigore anche per sfruttare
i suoi centimetri. 24esimo e 45 sul cronometro, sempre 1-0 in favore della Nuorese. Calcio di punizione, Cocco che chiama lo schema, alza entrambe le braccia, 2 uomini in barriera per Selva, vale a dire il numero 4 Fois e il numero 8 Sias. Cocco col destro, palla che arriva all'interno dell'area di rigore, pallone che rimane là, non riesce nella conclusione, poi Ilario col destro calcia, cerca la forza soprattutto per evitare il contatto col diretto avversario, palla che però termina sopra la traversa. Selva col destro, rimessa in gioco, stacca subito Rolandone di testa, va più in alto del diretto avversario, vale a dire Bassanetti, anche per la differenza evidentissima di centimetri e di altezza lì in mezzo al campo. Ancora Bassanetti, ma Rosano di testa, poi c'è il tocco col braccio del numero 10 Coghene, calcio di punizione ancora per la Nuorese. Nanni sul punto di battuta, si muove Rolandone, invece battuta lunga dove c'è Ticco che prolunga di testa, Rosano non riesce ad intervenire, così come non ci riesce Grigoriadis. Ancora lo Stintino che allontana, palla tenuta comunque in gioco, Nanni, il tocco morbido verso Calvisi che poi anticipa Borrozzu. Ancora Nanni, c'è il pressing adesso dello Stintino, non trovano la sfera né Rolandone né Ilario, palla giocata subito in profondità con la chiusura di Nanni sull'avversario. Adesso Nanni, ancora Nanni che però poi perde palla, c'è lo scontro tra Rolandone e il numero 11 Spano. Spano va a fare a sportellate col diretto avversario, ha rischiato grosso, perché se l'arbitro o comunque l'assistente avessero segnalato probabilmente la sua discorrettezza sarebbe stato almeno da cartellino giallo. Invece calcio di punizione per lo Stintino, si ripartirà con la palla ferma sul punto di battuta, il numero 4 Fois, il numero 8 Sias. Parte Fois, pallone che gira, ancora Rolandone di testa, poi arriva il tocco di testa di Sias, palla fuori dall'area, Congiu, ancora Congiu col destro, pallone spizzato poi dal numero 5 Valenti. Ancora lo Stintino, ma arriva la chiusura di Grigoriadis, pallone giocato poi dal numero 6 Chiuobo. Ticco ancora per Chiuobo, c'è l'estremo difensore Semerzidis, pallone che rimbalza proprio davanti all'estremo difensore della Nuorese, l'aggancio pulito e spettacolare del numero 6 Chiuobo che rimette subito giù la palla in profondità, dove Valenti non ci pensa due volte, calcia in profondità, Ilario di testa viene anticipato, anzi l'ultimo tocco secondo l'assistente del direttore di gara dello stesso numero 4 in maglia verde-azzurra. Adesso Rosano di prima intenzione, ma non c'è il movimento di Grigoriadis in profondità. Così può ripartire lo Stintino con Capitan Cardone. Ancora Rolandone, Ticco la sponda per Rosano, ancora Rosano mette giù la sfera, pallone dentro per lo stesso Ticco a tu per tu con l'estremo difensore, ma arriva il fischio del direttore di gara sulla segnalazione del suo assistente. Riparte subito lo Stintino, chiama la sfera a Semerzidis.
mentre ci comunicano che un errore nella distinta, sono stati invertiti nello stintino il numero 4 Fois e il numero 8 Sias, quindi è il numero 4 Sias e il numero 8 Fois, lo abbiamo detto sino a questo momento per circa 30 minuti, ma non in maniera volontaria, ma leggendo semplicemente le distinte. Calci punizione adesso per lo stintino. Sul pallone arriva Congiu. Congiu sul punto di battuta, pallone sul secondo palo dove c'è Borrozzu, ma viene fischiato il fuorigioco al numero 9 in maglia biancoceleste. Si parte con il calcio di punizione. Ancora l'estremo difensore Semercidis, lancio lungo, Coco di testa, non riesce ad intervenire Ilario, poi Ticco fa la sponda ancora di testa, pallone in profondità dove Kiwobo ovviamente non pensa all'estetica, in questa occasione c'è il pressing ancora di Ilario che cerca di recuperare il pallone. Lancio lungo ancora per Fois all'interno dell'area di rigore, con la sinistro il cross, Borrozzu non riesce a calciare, non trova la coordinazione Borrozzu. Pallone giocato ancora dalla Nuorese, vediamo Coco, Rolandone, il controllo del numero 8 della Nuorese, cerca Ticco, ancora Rolandone. Si gira 2 volte, c'è il pressing di Borrozzu, poi Ticco all'indietro per Kiwobo, giro palla ancora della Nuorese con Nanni libero, il controllo va in profondità Rosano, ancora Nanni gioca in verticale ma non può intervenire Grigoriadis, che poi però recupera il pallone, lo gioca corto per Ticco, c'è Fabio Coco sul lato di sinistra, viene servito in questo momento il controllo ancora del capitano all'interno dell'area di rigore, prova il destro ribattuto ancora dalla difesa dello stintino, poi Ilario di testa per Ticco, la sponda verso Rolandone, mantiene ancora il possesso palla alla Nuorese. Ancora Coco che viene fermato però dall'intervento in fase difensiva dello stintino, che riparte palla al piede con Fois. Adesso palla giocata sulla di sinistra dove c'è Bassanetti, il controllo di Coghene, ancora Coghene prova il destro ribattuto ancora da Kiwobo, poi c'è l'intervento su Rolandone che si libera del diretto avversario con un tunnel. Adesso Ticco, ancora fallo su Ticco, arriva il primo giallo dell'incontro ad opera di Coghene. Minuto numero 33. Primo giallo dell'incontro. Nanni, Rolandone, lo scambio, ancora Nanni in possesso palla, allarga per Calvisi, il controllo, ancora Calvisi gioca dentro ma palla ribattuta, poi arriva Rosano, il controllo di Rosano, taglia lui il campo in orizzontale, Ilario, palla dentro per Ticco di tacco, ancora per Calvisi, ancora lo scambio, ancora Ticco, se ne va sul lato di destra, pressato da 2 avversari, palla dentro per Rosano, il dribbling tentato da Rosano che poi mantiene ancora il possesso palla, poi Rosano cerca di allargare per Ticco. Palla che termina comunque in fallo laterale. Comunque Nuorese che prova a giocare sempre il pallone, adesso palla dentro per Spano, il controllo, c'è il fallo di Kiwobo. Sul punto di battuta arriva Sias,
vanno a saltare i due centrali difensivi, vale a dire Valenti e Cardone. Sulla palla Congiu e il numero 4 Sias va Congiu, palla sull'out di destra ma dove non può arrivare Valenti, palla che scivola sul fondo. 10 al termine più recupero in questo primo tempo. Nuorese 1, Stintino 0. Ancora Rolandone di testa, prolunga, poi Rosano col destro gioca in profondità. Tico non può intervenire, ancora Rolandone che però commette fallo. Calcio di punizione per la formazione ospite, battuta dal capitano Cardone, lancio lungo e preciso per Fois. Bisogna ripetere però il tutto. Giocato questa volta corta per Sias, lancio lungo, chiama la sfera l'estremo difensore Semersidis. L'altro greco Grigoriadis prolunga di testa, poi palla allontanata ancora in fallo laterale. Calvisi con le mani, c'è il controllo di Rolandone, poi il tocco, poi c'è il tocco di Tico, ma arriva il giallo anche per Rolandone al minuto numero 37. Calcio di punizione lungo ancora verso Borrozzu che prova la deviazione di testa, non ci arriva Borrozzu, non ci arriva neanche Nanni, ci arriva l'estremo difensore Semersidis. Gioca corto per Rolandone, ancora Semersidis, si porta la palla sul sinistro senza problemi, elude il pressing dei giocatori dello Stintino con una palla centrale per Rolandone. Adesso sull'od di sinistra dove arriva Flavioni, porta palla alla sponda, anzi no, la finta di Tico che poi può allargare dove c'è Rosano, il controllo di Rosano, pallone all'indietro dove Calvisi di prima intenzione prova a metterla in mezzo, arriva Selva in presa alta, fa sua la sfera con le mani. Buon piede quello di Tico sino a questo momento dell'incontro. Ancora Calvisi di testa, palla che rimane là, Flavioni ma non la prende Grigoriadis di testa, non ha ancora inciso il numero 9 greco in questo primo tempo. Ancora Grigoriadis, Rolandone il controllo, lo ferma però il numero 4 Sias. Già monito Rolandone, deve stare attento a non commettere altri falli, poi sbaglia tutto però Sias sulla calcio di punizione. Non contentissimo Levakovic, ancora Ilario, ancora di prima intenzione, sbaglia il tocco. Adesso Tico la sponda per Ilario, Cocco di prima intenzione per Grigoriadis, la sponda per Rosano, ancora Rosano, Ilario. Ilario va a prendersi la palla, gioca ancora verso Tico, la sponda per Kiwobo. Adesso Nanni pressato da Borrozzu, mantiene sempre, o cerca di mantenere sempre il possesso di palla alla Nuorese, anche se qualche volta può non
essere o sembrare spettacolare. Calcio di punizione adesso per il tocco con il braccio di Capitan Cocco, si ripartirà con il calcio di punizione a favore dello Stintino. Sul punto di battuta Valenti, lancio lungo, Borrozzu di testa, cerca ancora la spizzata, arriva lui, sfrutta il fisico Borrozzu, ma palla che termina direttamente sul fondo. Semerzidis per la ripresa. Ancora Semerzidis, questa volta col destro calcia a lungo, c'è il fallo su Ticco, fallo di Sias, calcio di punizione per la Nuorese, già battuta, palla però intercettata. Adesso Flavioni in anticipo, Ticco per Cocco, ancora Cocco sulla di sinistra, rientra il capitano della Nuorese, cerca il fondo, il cross col sinistro, pallone deviato, secondo calcio d'angolo della partita per la formazione padrona di casa. Arriva Ilario sul punto di battuta. C'è anche Capitan Cocco. Cocco lascia la battuta di Ilario. Ricambiano i due giocatori. Parte Cocco con la destro, palla sul secondo palo, la rimette verso la porta. Kiwobo, palla allontanata quasi sulla linea di porta. Selva ha scavalcato, ancora Kiwobo di testa. Adesso Rosano in chiusura difensiva, pressato da due giocatori dello Stintino. Ha qualcosa da dire Spano. Ancora Ticco, il palleggio, il sombrero di Ticco va via molto bene a due avversari. Ancora raddoppiano, ancora la giocata di Ticco che mantiene il possesso palla, va via di nuovo alla diretto avversario. C'è il fallo, ma la gran giocata di Ticco. Calcio di punizione per la Nuorese vicino alla linea di fondo. Giocatore dalle leve lunghe, ma tecnicamente molto dotato. Diventa un piacere quando parte con i suoi tocchi e la sua cavalcata felpata. Diventa un piacere da vedere. Almeno in questi primi 43 minuti di gioco. Cocco, palla sul primo palo, c'è il gol di testa di Ticco sul primo palo. Arriva la zampata della Pantera Nera che raddoppia. L'assist è di Capitan Cocco su calcio di punizione. Arriva la Pantera Nera sul primo palo e firma il raddoppio della Nuorese. Minuto numero 43 di questo primo tempo. Nuorese 2, Stintino 0. Adesso lancio lungo, riparte lo Stintino. Fois non può intervenire sul pallone. Rosano sul punto di battuta. Rilancio lungo, Grigoriadis non può intervenire.
Adesso arriva Sias, pallone in profondità rispedito al mittente dalla difesa della Nuorese. Viale il controllo, pallone giocato ancora in profondità, poi arriva Nanni con la destra, un rilancio lungo per Grigoriadis che prolunga di testa. Ancora Grigoriadis in pressing. Adesso Nanni cerca l'appoggio facile per Rosano, un minuto di recupero in questa prima frazione di gioco. Un minuto di recupero. Ancora punizione, Nanni di testa allontana, c'è il controllo ancora di Congiu, palla giocata dentro per Fois, poi Rolandone va alla ricerca del pallone, ancora Fois, palla all'indietro verso Valenti, il controllo, ancora Valenti in profondità, allontana ancora la difesa della Nuorese, poi Grigoriadis, 2 volte di testa, poi c'è il contatto con la numero 5 Valenti, calcio di punizione a favore della Nuorese, rimane a terra. Ancora il giocatore con la maglia numero 9. Si può ripartire, ma dovrebbe essere quasi terminato il recupero. E infatti arriva il fischio del direttore di gara, si chiude qui la prima frazione di gioco, Nuorese 2, Stintino 0, si va al riposo con questo parziale. Io adesso do la linea alla regia per qualche spot pubblicitario. Bar Lidl Restaurant Musciarra, aperto tutto l'anno a Stintino, nell'incantevole panorama del Porto Vecchio. Colazioni, aperitivi, panini e piatti composti. Atmosfera da sogno. Ambiente per tutti, giovani, famiglie e bambini. Bar Musciarra, Stintino, via Lungomare Cristoforo Colombo 1. Dalla cinquantennale esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperati a Decimo Manno, da oggi puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica con una vasta selezione di articoli di qualità, tutti rigorosamente made in Italy. Beretta, DAB, Rinnai, Vaillant sono solo alcuni dei marchi di indiscussa affidabilità presenti nel nostro punto vendita, dove un personale specializzato vi aiuterà a trovare le soluzioni impiantistiche più idonee alle vostre esigenze. Sistema tintometrico e nuovo servizio di noleggio elettroutensili. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Nasce l'anello. A Diosa non poto riposare. Un gioiello pensato e realizzato dalla gioielleria di Sebastiano Rosas a Nuoro. L'anello a Diosa, simbolo di unione e amore per la persona che ami. Lo trovi solo a Nuoro, presso la gioielleria Rosas, in Corso Garibaldi 99, telefono 0784 31 102. Ristorante Paninoteca in via del Sardegna, pochi metri dallo stadio, Baratieri Pizzeria, Tanato del Ranch a Nuoro, Sever, Unica, Caffè Grigheria, Cipuglia e ristorante giapponese in via San Francesco 8. La Nuorese Calcio gioca con il marchio Eurostop, la borsa della convenienza, Eurostop centro commerciale in via Don Bosco a Nuoro. Ready Motors, se volete suonare la tua auto o la tua moto in via Biasi a Nuoro, sono gli sponsor ufficiali della Nuorese Solvenaglie. Il pallone della cara, con la cucina balleria di Alessandro Benuttas. Seconda frazione di gioco allo stadio Franco Frogheri di Nuoro per la prima giornata del campionato di eccellenza tra Nuorese e Stintino. 2-0 il parziale con il quale si è chiusa la prima frazione di gioco grazie ai gol messi a segno al 10° minuto da Rosano e il raddoppio in chiusura di primo tempo al minuto numero 43 dal numero 10 Tico. Diamo subito un'occhiata alle formazioni. Nuorese che riparte con Semercidis in porta, Calvisi, Flavioni, Ilario, Nanni, Chiuobo, Rosano, Rolandone, Grigoriadis, Tico e Coco.
È uscito il numero 10 Kogene. Mentre lo Stintino sostituisce il numero 10 Kogene con il numero 13 Muglia. Quindi Stintino che schiera Selva tra i pali, Bassanetti, Viale, Sias, Valenti, Cardone, Congiu, Fois, Borrozzu, Muglia e Spano. Questo l'11 per il tecnico Fabio Levakovic per lo Stintino, mentre sulla panchina della Nuorese siede Fabio Fraschetti. Calcio punizione ancora per la formazione di mister Levakovic. Si aspetta soltanto il fischio del direttore di gara. Arriva in questo momento palla che gira, la risposta dell'estremo difensore Semersidis. Adesso riparte ancora la Nuorese, ma c'è il controllo del neoentrato Muglia, è lui che ha battuto il calcio di punizione al minuto numero 2. Subito lo Stintino in fase offensiva con il calcio di punizione battuto da Muglia. Ancora palla al limite della di rigore, Rosano allontana, Selva fuori dalla propria area di rigore sulla tre quarti. Ancora Stintino sull'out di sinistra, va in profondità, c'è l'intervento ancora in scivolata del numero 7 Rosano, ultimo tocco è dello stesso Rosano, palla che termina così in fallo laterale in zona d'attacco. Ancora Muglia è entrato con l'appiglio giusto in questa ripresa, adesso l'intervento in scivolata. Adesso calcio di punizione a favore della formazione padrona di casa. Semersidis, c'è libero Kiwobo che riceve in questo momento, controlli Kiwobo, cerca e trova in posizione centrale Rolandone, ancora Kiwobo, giro palla per la Nuorese con Nanni, ancora il lancio lungo di Nanni in profondità dove c'è l'intervento di Bassanetti, palla giocata ancora lunga. Arriva ancora Nanni, poi di testa, pallone che non viene messo giù, lo fa in questo momento la Nuorese, Ilario, il pallonetto, non può intervenire Ticco, ancora Ilario in pressing, poi è Ticco che ruberà la palla, Ilario dopo il controllo, ancora per Ticco in profondità verso Capitan Cocco, ancora Cocco tenta il dribbling, c'è Vitale all'indietro, Selva col destro. Ancora il numero 13 Muglia, un gesto d'intesa tra Ticco e Muglia. Adesso calcio di punizione battuto in profondità, arriva all'interno della di rigore l'intervento del numero 3 Viale, ma recupera la sfera l'estremo difensore Semersidis. Mentre ricordiamo che i fuoriquota in campo sono Semersidis e Calvisi, classe 2000 per la Nuorese insieme al numero 98 Rosano, mentre lo Stintino schiera il 98 Selva tra i pali, il 99 Bassanetti come esterno di destra, anzi come esterno di sinistra, e il numero 2000 Viale come esterno di destra. Kiwobo, il controllo, palla giocata in profondità dove Ticco prolunga, arriva il numero 9 Grigoriadis, controlla lui la sfera, pallone all'indietro ancora per Ticco, il cross sul secondo palo, pallone troppo lungo che termina direttamente sul fondo. Si ripartirà con
la rimessa affidata ai piedi dell'estremo difensore Selva. Gioca corto questa volta verso il numero 5 Valenti. Sono trascorsi 6 minuti in questa ripresa. Nuorese 2, Stintino 0. Ancora lancio lungo di testa, Calvisi spedisce in fallo laterale, già rimessa in gioco verso Congiu. Ancora lo Stintino in possesso palla sull'o di sinistra, arriva in sostegno il numero 11 Spano. Pallone giocato dietro il cross, Borrozzo non interviene di testa per l'anticipo di Kiwobo. Adesso il numero 8 Fois, cross, palla respinta male da Rolandone. Adesso fa un po' di fatica la Nuorese ad uscire, poi c'è il fallo. Calcio di punizione per lo Stintino. Calcio di punizione, palla sul secondo palo, poi c'è Sias che calcia, ancora Congiu che recupera, fase effettivamente un po' confusa dell'incontro in questo momento. Adesso Coco, il controllo, poi è lui che tocca in profondità, ma palla che termina in rimessa laterale. Ancora Grigoriadis, va via lui, palla al piede, ancora Grigoriadis, palla all'indietro per Ilario, il controllo di Ilario, c'è il fallo sul numero 4 della formazione padrona di casa. Ancora Ilario scarica e scambia su Rolandone, palla giocata verso Flavioni, ancora la sponda, poi Coco con la destro, la risposta dell'estremo difensore, poi ancora Rosano, palla messa in mezzo, Grigoriadis, la traversa clamorosa del centravanti greco, ma grande conclusione di Coco e grande risposta dell'estremo difensore Selva. Adesso c'è il fallo di Ilario, arriva il giallo per il numero 4 verdazzurro. L'errore sotto misura di Grigoriadis, che ha cercato la potenza più che la precisione da pochi passi, ma rimane la grande giocata, la grande conclusione di Capitan Coco dalla distanza. Riparte lo Stintino, ancora lancio lungo, Poda, anzi Spano di testa mette giù la sfera, poi con la sinistra cerca di andare via alla diretta avversario, che controlla che la sfera termini sul fondo. Calcio di punizione in favore della Nuorese. Semercidis per la ripresa del gioco. Ancora Congiu in anticipo, poi Borrozzo di testa prolunga, ma c'è la chiusura di Nanni, arriva Muglia, ancora il cross di Muglia, pallone che arriva lì, non si fa sorprendere Flavioni dal rimbalzo, ancora Tico, il controllo, poi il colpo di tacco, Rosano, entra in mezzo al campo Rosano, allarga sull'out di destra, pallone però troppo lungo, non ci può arrivare Flavioni, pallone già rimesso in gioco con le mani da Viale, all'indietro per Valenti.
Muglia, il controllo, poi palla dentro verso il numero 8 Fois, pallone che rimane là, Nanni lo allontana il più lontano possibile senza badare naturalmente alla precisione e all'estetica. Rimessa in gioco ancora Ticco, c'è il contatto con Muglia che è entrato bene in partita. Ancora Ticco allontana il controllo di Selva fuori dalla propria area di rigore. Valenti di prima intenzione per Capitan Cardone. Ancora Stintino, pallone giocato in profondità, Nanni in anticipo, poi Ticco, tocca a lui il pallone, arriva Grigoriadis, la sponda, ancora Ticco che aspetta il movimento di Rolandone sull'Audi destra. Rolandone si ferma, allora pallone per Ticco di prima intenzione che cambia tutto in maniera precisa verso Flavioni, ancora Coco. Ilario la sponda di prima intenzione, Rolandone, palla giocata per Ticco, ancora Ilario, giocata ancora facile per Ilario ma pulita senza rischi. Adesso Muglia, pallone in profondità ma c'è ancora la chiusura di Nanni. Ilario ancora di prima intenzione, spalla alla porta, non rischia. Un giro palla ancora della Nuorese. Rosano, l'autore del gol che ha sbloccato la partita alla Frogheri di Nuoro. Stiamo entrando nel minuto numero 13, 2-0, sempre il risultato per la formazione nata da Fabio Fraschetti. Adesso Nanni, il controllo, Rolandone. Adesso la finta di Rosano per mettere in movimento Calvisi, ancora pallone dentro per Rosano, fermato però dal diretto avversario che poi cerca e trova Spano. Con giù la sponda, il rilancio di Cardone, ancora Nanni di testa, sovrasta ancora Borrozzu, non si è visto tanto il centravanti, autore di tanti gol in questo campionato e non solo. Ancora Rolandone, entra lui, palla al piede però viene fermato, palla recuperata ancora da Rosano. Ticco può allargare verso Flavioni, il controllo, palla morbida dentro per Cocco che parte in profondità, fermato ancora però da Vitale, anzi da Valenti, scusate. Ancora Rolandone, Calvisi, palla dentro intercettata dal capitano Cardone. Adesso c'è il pressing di Rosano sul numero 2 Bassanetti, ancora Rosano a contatto con Bassanetti. Discussione tra Rosano e soprattutto il capitano Cardone, andato in supporto del proprio compagno di squadra, ricordiamo classe 99 Bassanetti. Ancora si riparte, lancio lungo, arriva Viale sino in fondo, poi sbaglia però il cross, palla che termina sull'esterno della rete della porta difesa da Semercidis. 15 minuti in questa ripresa, sempre Nuorese 2, Stintino 0. Mercedes rimessa in gioco dove stacca però il numero 5 Valenti. Ancora Ilario mette giù la sfera, poi c'è il fallo su Ilario del
numero 13 Muglia. Si rialza subito Ilario, gesto di intesa, si riparte. Ancora Rosano di prima intenzione per Calvisi che salta il diretto avversario. Porta palla Calvisi, affrontato dal numero 6 dello Stintino, poi Calvisi però commette fallo, c'è la segnalazione del direttore di gara, si ripartirà con un calcio di punizione in favore della formazione ospite. Battuta lunga, Borrozzu tocca il numero 8 Rolandone, calcio di punizione a favore della Nuorese, già battuto, c'è il movimento tra le linee di Fabio Cocco in profondità, non viene servito. Ancora Chiuobo allarga a sinistra, palla giocata in profondità dove non può intervenire Viale, preso in controtempo. Ancora Cocco fuori per Grigoriadis, pallone ancora intercettato però dalla difesa dello Stintino che riparte, arriva Ilario, il controllo, pallone toccato dallo stesso Ilario per 2 volte che favorisce l'intervento del numero 6 Chiuobo. Sfera messa giù molto bene da Congiu, poi il capitano Cardone. Calcia in profondità ma c'è il fuorigioco, si ripartirà con un calcio di punizione in favore della formazione padrona di casa. Ancora palla giocata dallo Stintino, c'è il pressing di Ilario, poi Chiuobo va in anticipo su Muglia, pallone all'indietro verso l'estremo difensore Semersidis che calcia ma la palla termina in fallo laterale. Laterale per lo Stintino nella metà campo della Nuorese. Un Viale con le mani, lancio lungo, non interviene di testa Muglia. Ancora Grigoriadis, poi palla nella zona centrale del campo, c'è il cambio chiesto dallo Stintino, doppio cambio, ma Nuorese che ha già battuto. Adesso Cocco, la sovrapposizione di Tico, ancora Cocco si ferma, pallone giocato all'indietro per Ilario. Calvisi, pallone giocato dentro, Grigoriadis. Ancora Tico, la sponda per Rolandone, c'è il fallo di Capitan Cardone, arriva anche il giallo. Si accende una discussione. Cartellino in mano, cartellino giallo in mano al direttore di gara. Mentre arriva il cambio per lo Stintino, esce il numero 2 Bassanetti ed entra il numero 14
Angioni. Sostituzione nelle file dello Stintino, esce il numero 2 Bassanetti in campo con il numero 14 Angioni. Esce il numero 4 Torres in campo con il numero 15 Serra. Esce anche il numero 4 Sias, entra il numero 15 Serra. Siamo fermi già da più di 2 minuti. Calcio punizione per la Nuorese. Sul punto di battuta Cocco con la destro, pallone che non gira, cerca il primo palo Fabio Cocco. Palla che termina però sul fondo. Selva col destro, Rolandone di testa, prolunga verso il numero 10 Ticco, pallone giocato all'indietro, Cardone di prima intenzione, Borrozzu non riesce ad intervenire, Nanni, palla messa giù, poi arriva Rolandone, c'è l'intervento del direttore di gara, calcio di punizione in favore dello Stintino, Congiù allarga subito sul lato di sinistra dove c'è il numero 14 Angioni. Ancora Angioni, palla dentro, preso in controtempo, riparte così la Nuorese. Cocco riceve dal numero 10 Ticco, ancora Cocco mette in movimento Flavioni, palla centralmente, non può intervenire Ticco, esce però palla al piede lo Stintino, c'è l'intervento poi del numero 4 Ilario. Cambio anche per la Nuorese. Sostituzione della Nuorese. Esce il numero 9 Grigoriadis, entra il numero 16 Gallo. In campo con il numero 16 Gallo. Quindi cambia anche per la Nuorese, adesso la battuta di Cardone, Borrozzu non riesce ad intervenire di testa, palla recuperata da Congiu al limite dell'area, la finta di Congiu su Rolandone, palla che rimane lì, Fabio Cocco esce, palla al piede, poi allarga verso Gallo, il controllo di Gallo, può attaccare il numero 16 Campano, poi c'è il cambio di gioco, giusta la giocata, meno la mira. Ancora Gallo che però sbaglia il controllo. Muglia gira lui col pallone tra i piedi, palla verso Congiu centralmente, allarga ancora sull'auto di sinistra dove c'è il numero 14 Angioni. Adesso Viale cerca il cross, lo ottiene, palla sul primo palo dove c'è la girata di Spano, palla calciata male, non riesce a girarla con decisione e cattiveria Spano, termina così sul fondo. Venti al termine di questa prima giornata di campionato. Ancora 2-0 per la Nuorese, adesso Ilario di testa, Gallo mette giù la sfera, palla giocata dentro per Cocco, colpo di tacco di Muglia, arriva Chiuobo, adesso lancio lungo ancora verso Cocco, c'è il controllo di Viale,
Palla spedita poi in fallo laterale dallo stesso numero 3 dello Stintino. Flavioni con le mani, pallone di ritorno di Cocco, di prima intenzione ancora Flavioni al limite, poi c'è la conclusione di Rosano, ma c'è il tocco di braccio del numero 2 Calvisi. Calvisi e Rosano che hanno cambiato, hanno invertito la posizione. Rosano gioca da terzino destro, da esterno basso destro, Calvisi gioca un po' più alto. Ancora Kiwobo, lancio lungo, esce Selva di testa, pallone che arriva dove c'è Viale che la gira. Ancora Viale di testa, può servire Spano, il tocco per Muglia, ancora Muglia. Prova la giocata Muglia, prova la conclusione, palla che termina sul fondo. Ancora palla in profondità, Ticco commette fallo. Palla giocata in profondità, c'è l'intervento ancora del numero 14 Angioni. Adesso c'è l'intervento di Calvisi, calcio di punizione per lo Stintino. Cardone sul punto di battuta. Ancora Stintino, Borrozzu, palla non riesce a giocarla. Adesso il movimento, arriva Cocco in profondità, spazio Fabio Cocco. Ancora Cocco, si ferma il dribbling, c'è l'intervento deciso su Cocco. Calcio di punizione, è giallo per Congiu. Minuto numero 28 di questa ripresa, arriva il giallo per Congiu. Ancora Cocco sul punto di battuta. Sono 4 i giocatori in barriera per Selva. Uno è Congiu, l'altro è Borrozzu, è il neoentrato Muglia. Parte Cocco con la destra, pallone che gira. Ancora l'intervento di Selva a salvare il risultato, o meglio la terza rete per la Nuorese. Nuorese sempre in vantaggio per 2-0. Adesso arriva Ilario. Ilario verso Cocco, palla giocata fuori, il cross, pallone che gira, rimane ancora là. Ticco, il cross allontanato ancora dalla difesa dello Stintino. Poi Kiwobo, 2 volte di testa in anticipo su Borrozzu. Adesso palla giocata in profondità dove c'è Muglia. Arriva la chiusura dell'estremo difensore Semersidis. Che poi rimette subito in gioco ancora adesso Cocco alla ricerca del pallone. C'è il capitano Cardone che gli ostruisce il passaggio. Selva calcia in profondità dove c'è Rosano. Ancora palla giocata nel centro del campo da Congiu. Stintino effettivamente più propositivo in
questa ripresa, soprattutto in questa fase dell'incontro. Muglia, il cross chiama la sfera dell'estremo difensore, poi c'è la conclusione ancora da parte dello Stintino, ancora Muglia, fermato però da Gallo, può ripartire così la Nuorese. Ticco, ancora Ticco 1 contro 1, ma lo ferma Cardone. Riparte subito così lo Stintino, ancora con la numero 13 Muglia, il cambio di gioco, non interviene di testa Rosano, palla che comunque rimane in campo, controllata ancora dai giocatori dello Stintino, palla fuori, controllo di Congiu col sinistro, ancora Muglia che riceve, fa sfilare il pallone, poi Kiwobo calcia lontano, ancora Cardone, si appoggia verso Congiu, porta palla Congiu, palla in verticale, ma capisce tutto Rosano che poi cerca e trova Ticco, il dribbling di Ticco, palla sul lato di sinistra dove Coco non ci può arrivare, palla che termina così in fallo laterale. Altro cambio nella Nuorese. Esce il numero 8 Rolandone, entra il numero 15 Guazzaroni. In campo con il numero 15 Guazzaroni. Buona la prestazione di Rolandone. Quindi cambia in mezzo al campo il tecnico Fabio Fraschetti. Gallo comunque rimane in appoggio all'unico attaccante in questo momento, vale a dire Ticco, che ha avanzato la sua posizione di qualche metro. Ancora Ticco, c'è il dribbling ma c'è anche il fallo di Valenti. Due uomini sul pallone. Due uomini sul pallone, vale a dire Fabio Cocco e Gallo, due uomini anche in barriera. Ancora il cross di Coco, palla prolungata da Nanni che poi prova la rovesciata, la blocca Selva. Grande gesto atletico del centrale difensivo Nanni. Ottima ancora la parata dell'estremo difensore Selva, autore di un paio di ottimi interventi in questa sfida. Adesso Ticco sul pallone, poi Viale calcia in profondità, ancora Ticco sul numero 5 Valenti.
Pallone giocato in profondità, il controllo di Viale contro due avversari, c'è il cross, pallone che arriva sul primo palo, esce, poi Congiu la battuta con la sinistra, allontana Kiwobo, diciamo esce l'estremo difensore Semersidis, che dimostra comunque personalità, un classe 2000. Portato dal direttore sportivo della Nuorese. Ancora Gallo, ha spazio di fronte a sé, palla per Tico con la destro, il dribbling, la conclusione, c'è il gol di Tico e la doppietta personale per il numero 10 della Nuorese. Al minuto numero 36 del secondo tempo, Nuorese 3, Stintino 0. Buona l'azione di Gallo che serve Tico in profondità. Si riparte Borrozzu dal centro del campo, Congiu, palla sull'Audi sinistra, ancora intervento di Rosano di testa, poi c'è il tocco all'indietro del numero 15 Serra, anzi del numero 15 della Nuorese. Va a dire Guazzaroni. Ancora Nuorese in posto palla con Calvisi fa carambolare la sfera sul diretto avversario. Adesso doppio cambio. Esce il numero 10 Tico ed entra al suo posto il numero 17, vorrà dire Alfano. Entra anche il numero 14, entra anche il numero 14 Cucchi, ed entra, esce Calvisi, entra Cucchi, classe 2000. Un 2000 per un 2000. Per il tecnico Fraschetti. Adesso palla in profondità, adesso c'è la conclusione di Gallo dalla distanza. Palla che termina sul fondo, si riparte ancora Gallo con la petto, mette giù per il numero 15 Guazzaroni. Pallone all'indietro, Rosano la gioca centralmente per Kiwobo, il tempo di controllare, supera due avversari di slancio, poi c'è il fallo del numero 5 Valenti su Cocco. Battuta di Nanni, lancio lungo dove c'è Gallo che mantiene il pallone in campo, ancora Gallo sull'Audi destra, la finta di Gallo, mantiene lui il posto palla.
cerca il fondo, il cross di Gallo, palla sul secondo palo dove arriva il neoentrato con la maglia numero 17 Alfano. Adesso il cross, pallone ancora verso Cocco sul secondo palo, libera la difesa dello Stintino. Rosano può appoggiare su Ilario, il controllo di Ilario, pallone morbido dove c'è Gallo che però parte da posizione di fuorigioco. Partita che effettivamente non sta più regalando tanti spunti. 3-0 della Nuorese, che ha chiuso comunque l'incontro al 36esimo della ripresa con il terzo gol, doppietta personale per Ticco, mentre adesso la conclusione per lo Stintino dalla distanza del numero 15 Serra, palla che termina così sul fondo. Sostituzione nella Nuorese. Entra il numero 18 per la Nuorese, vale a dire Muriel. Esce il numero 11, il numero 11 Cocco. Il numero 11 Fabio Cocco. Gli applausi per il capitano rientrato a Nuoro. L'anno scorso ha chiuso la stagione con la Cosmoto Monastir, arrivando ad una salvezza sofferta ai play-out. Ancora Stintino in possesso palla, c'è Borrozzu che supera il neocapitano Nanni. Borrozzu con la destro, la respinta di Semersidis e poi allontana e pulisce l'area di rigore capitano Nanni. Laterale ancora per lo Stintino. Congiu il controllo, prova lui il cross, pallone allontanato da Kiwobo. Può ripartire così la Nuorese con il numero 17 Alfano, cerca il fondo, si ferma Alfano, pallone messo sul secondo palo dove non può intervenire Guazzaroni per il tocco della difesa dello Stintino, con la palla che termina in faro laterale. Mentre diamo anche qualche risultato dagli altri campi, con l'Arbus che pareggia 0-0 con l'Atletico Uri, 1-1 tra Bosa e Sorso con i gol di Del Rio e Dettori, mentre forse il risultato più eclatante arriva da Muravera, dove il Muravera pareggia 2-2 con il Monastir, Vignatti e Tronu nella prima frazione di gioco, poi Melis e Meloni nella ripresa, quindi il bomber Meloni che pareggia l'incontro dopo il gol messo a segno da Luca Melis per la Cosmotto Monastir. La Nuorese, come detto, 3-0, sono risultati parziali naturalmente. Porto Rotondo e Samassi 1-1, 2-2 tra Taloro Gavoi e Guspini, 1-1 tra Tonara e Ghilarza e 2-1 tra Tortoli e Ferrini di Cagliari, almeno in questo momento. 4 sono invece i minuti di recupero in questa ripresa. Ancora Nuorese in pressing, c'è l'intervento di Gallo che commette fallo sul diretto avversario.
Ancora si aspetta il fischio del direttore di gara che arriva in questo momento. Calcio punizione, battuta lunga. Adesso Ilario alla ricerca del pallone nella zona centrale del campo. Arriva Borrozzu. Muglia all'indietro. Il lancio lungo, l'aggancio preciso del numero 3 Viale. Non c'è fallo, secondo il direttore di gara. Si ripartirà con la rimessa in gioco con le mani affidata a Flavioni. Ancora al lancio lungo, non può intervenire Alfano. Adesso pallone all'indietro di Angioni per Selva che calcia di prima intenzione. Intervento di testa di Flavioni. Muriel supera il primo avversario, supera anche il secondo, il terzo non gli riesce il dribbling. L'intervento in scivolata di Valenti che fa terminare la palla in fallo laterale. Gallo alla sponda, ancora Flavioni, mantiene lui il possesso palla, viene fermata ancora in fallo laterale. Kiwobo cambia versante di gioco dove c'è Rosano libero, il controllo, poi il pallonetto per il compagno di squadra che però viene fermato. Calcio di punizione per lo Stintino, già rimesso in gioco verso Capitan Cardone, all'indietro Selva col destro, calcio a lungo, palla che però termina in fallo laterale. Ancora la Nuorese, Gallo, il tocco per Guazzaroni, palla allargata sulla di destra dove arriva Muriel, il cross, fallo laterale. Ancora Nuorese in proiezione offensiva, siamo in pieno recupero. Ilario, il controllo, poi allarga sulla di sinistra, c'è il cross di Flavioni recuperato da Selva che rimette subito in movimento Serra, il dribbling di Serra. Adesso lancio lungo però dove non ci sono giocatori dello Stintino e arriva il fischio del direttore di gara. La Nuorese batte lo Stintino per 3-0 grazie ai gol messi a segno al 10° minuto del primo tempo da Rosano e poi la doppietta in chiusura del primo tempo del numero 10 Ticco che replica nella ripresa al minuto numero 36 con la doppietta personale, ma soprattutto con il 3-0 finale della Nuorese sullo Stintino. Da Alessandro Carta e dallo stadio Franco Frogheri di Nuoro è tutto per il momento. Subito dopo ci saranno le interviste del post partita, quindi rimanete collegati con noi per il post partita. Nasce l'anello. A Viosa non poto riposare. Un gioiello pensato e realizzato dalla gioielleria di Sebastiano Rosas a Nuoro. L'anello Adiosa, simbolo di unione e amore per la persona che ami. Lo trovi solo a Nuoro, presso la gioielleria Rosas, in Corso Garibaldi 99, telefono 0784 31 102. Bar Lidl Restaurant Musciarra, aperto tutto l'anno a Stintino, nell'incantevole panorama del Porto Vecchio. Colazioni, aperitivi, panini e piatti composti. Atmosfera da sogno. Ambiente per tutti, giovani, famiglie e bambini. Bar Musciarra, Stintino, via Lungomare Cristoforo Colombo 1.
Dalla cinquantennale esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperati a Decimomannu, da oggi puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica con una vasta selezione di articoli di qualità, tutti rigorosamente made in Italy. Beretta, Dab, Rinnai, Vaillant sono solo alcuni dei marchi di indiscussa affidabilità presenti nel nostro punto vendita, dove un personale specializzato vi aiuterà a trovare le soluzioni impiantistiche più idonee alle vostre esigenze. Sistema tintometrico e nuovo servizio di noleggio elettroutensili. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Bentornati in diretta ancora qui dall'erba dello stadio Frogheri di Nuoro, con me il capitano Fabio Cocco. Fabio, innanzitutto complimenti, l'esordio che probabilmente pensavi e pensavate di fare qui davanti ai propri tifosi, una bella partita, sembra che ci sia un'aria nuova a Nuoro. Beh sì, diciamo che l'abbiamo preparata bene, ci stiamo preparando bene dal 7 di agosto, abbiamo affrontato bene anche la Coppa Italia e diciamo che oggi abbiamo fatto secondo me ancora un salto in più a livello di gioco e anche a livello comunque di risultato, perché è stato un 3-0 che penso sia alla fine meritato per quello che si è visto. Quello che si è visto, mi riattacco alla parte finale della tua frase, è che la Nuorese prova a giocare a calcio, la Nuorese non butta quasi mai il pallone, la Nuorese, anche se qualche volta può non diventare spettacolare, ma tiene sempre il possesso palla. Queste penso che siano le indicazioni del vostro tecnico, e poi ci siete tu da una parte e in precedenza Rosano dall'altra, che tagliate verso la zona dell'area di rigore per inserirvi. Beh sì, ci alleniamo tanto, ci alleniamo per questo, quindi cercando di fare meno errori possibili e di cercare comunque di proporre un buon gioco. Secondo me oggi l'abbiamo fatto in diverse circostanze, anche creando diverse palle gol oltre ai gol che abbiamo fatto. E niente, siamo molto contenti e speriamo di poter arrivare a raggiungere i traguardi che la società si è prefissata. Ti chiedo, c'è qualche scommessa in questa squadra, almeno ad inizio anno? Parliamo dei giocatori che arrivano dalla Grecia, ma anche Tico, che però è un giocatore talentuoso, un giocatore, io l'ho chiamato la Pantera Nera, nel senso che quando comunque accelera e anche col possesso di palla diventa bello da vedere. Beh, uno che non scopro, cioè vabbè, io non lo conoscevo, però poi ho letto la sua carriera e ha fatto categorie e anche competizioni di livello, quindi cioè, da lui ci si aspetta tanto, perché comunque è un giocatore importante, ma soprattutto un professionista, perché fino ad oggi non ha saltato un allenamento, cioè proprio un giocatore che è difficile calarsi in queste categorie per uno che ha giocato magari a certi livelli, e avere comunque la mentalità di dare sempre il 100%. Comunque è un esempio per tutti, per me soprattutto, secondo me ci darà una grossa mano. Ti chiedo una battuta, stavamo arrivando qui nella postazione per l'intervista, ci conosciamo ormai da qualche anno e io l'ho detto anche in presa diretta, Fabio Cocco a Nuoro è tutto un altro giocatore, nel senso che si vede che sei sereno, sei libero di testa, sei libero di fare poi le tue giocate, perché il talento non lo scopro certo io. Da buon capitano sei partito, sei andato via da capitano dopo la vittoria dell'Eccellenza, sei rientrato con la fascia all'abbraccio. Per te cosa vuol dire giocare con la Nuorese? Sarò ripetitivo perché me l'hai fatta forse anche altre volte questa domanda, però giocare qui, vabbè, io ero 4 anni fuori sono stati 4 anni difficili comunque, perché anche se abbiamo fatto sempre bene in tutte le squadre in cui sono stato, alla fine i risultati li abbiamo sempre raggiunti, però ovviamente per me giocare qua è un'altra cosa, nel senso che gioco con un'altra testa, con un'altra spensieratezza e poi in questo campo è casa mia, quindi niente. Si gioca meglio. Esatto, lo conosco bene questo campo. Fabio, un'ultima battuta, non so se sono definitivi i risultati, ma la Muravera pareggiava 2-2 con la Cosmoto Monastira, addirittura perdeva 2-1, il Sorso pareggiava 1-1 con la Bosa, per cui voglio dire, le corazzate di questo campionato più o meno
possono far fatica lo stesso anche in stagione, per cui la Nuorese che spazio si vuole ritagliare? Ma noi cercheremo di stare il più in alto possibile per più tempo possibile. Sappiamo benissimo che ci sono altre squadre che sicuramente hanno costruito degli organici importanti, perché Muravera, Sorso, Uri, insomma le solite che tutti gli anni fanno delle ottime squadre, le hanno rifatte, e quindi la Nuorese cercherà sicuramente di entrare in campo ogni domenica per vincere la partita. Poi logicamente starà a noi dimostrare se la vittoria deve arrivare oppure no. Ringraziamo Fabio Cocco per la disponibilità. Io naturalmente vi do appuntamento ai prossimi impegni su Directa Sport. Già mercoledì si tornerà in campo per la seconda giornata del campionato di eccellenza, per cui da Alessandro Carta un ringraziamento per Directa Sport. Per questa giornata è tutto, un arrivederci. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei